Al via la festa di San Calogero nella città, che quest'anno si è svolta in un luogo insolito all'aperto davanti alla stazione centrale, nella grande piazza allestita appositamente con tante sedie per dare la possibilità ai fedeli di seguirla, con 3 appuntamenti svoltosi la mattina, la messa dalle 7:30, dalle 9:30 e la sera. La Santa Messa detta dal Vescovo da Don Damiano al suo esordio nella carica che ricopre ha voluto dare un messaggio di devozione autentica, di fede grande, considerando anche la pandemia che ha visto rinchiusi in casa gli agrigentini che da 2 anni non possono fare la festa che vorremmo, ha detto Don Damiano, un periodo in cui siamo stanchi, da troppo tempo abbiamo dovuto rinunciare a molti di più e in tanti hanno visto svanire e allontanarsi sogni e progetti. Ma nonostante il caldo e l'alta temperatura di ieri, i fedeli hanno venerato il santo in maniera composta, la statua posta al centro di Piazza Stazione era raggiungibile con un apposito percorso guidato e gli immancabili portatori di San Calogero sempre presenti all'evento. La prima volta che mi trovo a festeggiare San Calogero qui ad Agrigento, e Calogero, come tanti altri santi, polarizzano l'attenzione della pietà popolare. E qui San Calogero, a Trapani Sant'Alberto, San Francesco di Paola e poi tanti paesi vengono accomunati da questo filo che attraversa la spiritualità popolare. Ed è una cosa bella se non si ferma a una devozione, si diceva prima nella riflessione, sterile. Cioè il vero devoto è colui o colei che assumono l'insegnamento del santo, l'esempio di San Calò, e cercano poi di reinterpretarlo e di viverlo nella propria vita, nel proprio tempo. Se no sarebbe un ricordo che si perde però nel nulla dell'azione. E sono quei percorsi interiori della pietà popolare che sono sempre unici, quindi io non lo posso valutare. L'autentico devoto di San Calogero o di qualsiasi altro santo o santa è colui o colei che si impegna a rivivere nella propria vita, nel proprio tempo, l'insegnamento che San Calogero e l'esempio che San Calogero ha dato nel suo tempo. Sì, sicuramente ce la ricorderemo perché era l'unica cosa che potevamo fare per il nostro santo, per il nostro San Calogero. Siamo ancora in periodo di pandemia, anche se non come l'anno scorso dove non si è potuto fare niente completamente. Siamo riusciti ad organizzare questa manifestazione religiosa con le celebrazioni delle messe in Piazza Stazione, è molto imponente, è ben riuscita, un'organizzazione perfetta. Ringrazio anche infatti il commissario del Libero Consorzio Provinciale, ringrazio anche l'ingegnere Costa delle Protezione Civile regionale, che entrambi sono stati grandi, con il supporto anche del dottore Tuttolomondo nell'organizzare questo evento. Io ho voluto anche il mio presidio medico avanzato all'interno, climatizzato e con tutte quelle attrezzature sanitarie idonee per qualche emergenza. Ci sono anche gli infermieri dell'ASP pronti per dei tamponi rapidi per un eventuale malore, c'è stata anche la distribuzione anche delle bottigliette d'acqua. I portatori ci stanno aiutando tantissimo nei percorsi per il pellegrinaggio al Santo. Penso che Agrigento ha riavuto il suo santo, anche se in maniera parziale, però l'ha avuto, e forse questo potrebbe essere anche un trampolino di lancio per gli altri anni, anche a pandemia terminata. Una manifestazione per San Calogero di questo tenore penso che sia dovuta. Sì, è stata una domenica particolare, una domenica in sordina, diciamo, però non per questo non è stata meno vissuta e meno forte rispetto agli altri anni. Dobbiamo ringraziare, dobbiamo dare un plauso particolare alla Chiesa prima, al prefetto e a tutte le autorità che ci hanno permesso di fare la festa anche quest'anno. Mancherà l'uscita dal santuario, insomma tutto un rito secolare che c'è sempre stato, questa è una cosa che vi mancherà, insomma mancherà a tutti. Esatto, mancherà a noi come portatori in primis e poi penso a tutta la città, perché è una cosa vissuta con il cuore, vissuta con le braccia e vissuta fortemente da tutti.
Ciò non toglie che la gente insomma sta venerando ugualmente il santo. Sì, la gente, i devoti per San Calogero diciamo, sono attaccati a questo santo come non mai e quindi tutto quello che viene fatto con il cuore, viene fatto col massimo impegno.